Non ha ancora presentato denuncia il professionista cinquantenne di Albignasego, picchiato da due sconosciuti mentre faceva jogging nel quartiere dove vive. L'uomo non si sarebbe ancora presentato ai carabinieri della compagnia di Abano Terme, che non hanno nemmeno il referto medico della vittima, che si era recata da sola, accompagnata dalla moglie, al pronto soccorso di Padova. Al momento non ci sarebbero testimoni e le versioni delle due parti sarebbero ben diverse. L'uomo ha riferito di essere stato aggredito e picchiato da due persone, poi identificate dai carabinieri e residenti pure ad Albignasego, che lo avrebbero insultato perché correva senza mascherina. A placare gli animi dopo la violenza erano arrivati i carabinieri, che hanno chiamato anche un'ambulanza sulla quale è salito il più giovane dei presunti aggressori, che sarebbe stato dimesso dopo poche ore. Importante sarà capire anche la prognosi assegnata al professionista, che ha affermato di aver avuto una felpa attorno al collo da usare al posto della mascherina, perché oltre un certo numero di giorni i carabinieri potrebbero procedere d'ufficio. I militari stanno comunque monitorando la situazione in attesa dei documenti.